diciamo più portavi cagando? Sì, perfetto, grazie. Si passano troppi pochi Simple Minds su Radio DJ. È vero! E voilà, arrivano immediatamente. E c'è anche l'episodio legato a questo disco. Perché durante il loro concerto romano, parliamo della fine degli anni '80, al Pala Euro, ai tempi non si chiamava Pala Lottomatica. Poteva essere l'89, avevamo il primo anno di patente. Sì, 89-90, non più di roba della panda di mamma. Ecco, ebbene, sappiate che i fortunati spettatori di quel concerto hanno anche visto i germogli del trio Medusa. Sì, perché c'era uno striscione con scritto Medusa presente. Ed erano questi due imbecilli qua. Da soli, noi insieme ad Ulisse ed Ersilia. Eravamo 4, ragazzi. Le 710, dai che si comincia! Sigla! Perché è giovedì 9 ottobre 2014 e questa è Radio DJ. Buongiorno! 3 come One, bim bum bam, 3 come Nirvana, no banana, taglio tutto rime, sorelle fontane, mio, trio, 50 sfumature di trio, dico trio, tu dici 3, no vabbè sei meglio te, di uno, ogni mattina è meglio in 3. Scusa l'ascolto, buongiorno e bentornati in compagnia di Gabriele, i vostri tre zozzoni a casa, a Roma, e questo viene dimostrato anche dal fatto che Franceschino Lancia, buongiorno. Buongiorno a voi. Immediatamente ci corregge e ci dà la data precisa del concerto, che era 25 maggio 1989. Ok, ma non l'hai scritto tu? No, l'ha scritto Lauretta. L'ha scritto la stellina. Avevamo detto bene, 89, 90. Quindi. 89, buongiorno Massimiliano. Buongiorno, io mi ricordo nell'85 però. Questo, l'85 è l'anno di uscita di Don't You Dare Simple Minds. E lui era al concerto. No, anche il concerto, mi sembra, no? Sì, al Pala Euro. Sì, può darsi, sì, in quegli anni tornavano Nevicò. Tornavano, ovviamente l'Italia era la loro casa, che attualmente è la loro casa, giusto? Non c'è in Sicilia. In Sicilia, esatto. Lo ricordo in una vecchia puntata forse di X Factor o The Voice, insomma. Mi sembra nel catanese. Nel catanese, bravissimo. Sei mai stato invece tu, Massimiliano, ad Avezzano, da quelle parti? Le mie origini sono di Avezzano, mio nonno. E allora sappi che arriva una notizia molto interessante da quelle parti, perché è stato prosciolto uno studente della Bocconi che aveva definito il sindaco di questa, ex sindaco di questa città, come dire, aiutaci Massimiliano, Però dobbiamo trovare le tre parole. Ragazzi, allora prendiamo spunto dall'attualità. Voglio dire, io vi dico subito, non è da quelle parti, è vicino, no? Pelino, che è vicino da c'è la famosa fabbrica dei sul Mona c'è la famosa fabbrica dei confetti Pelino. E quindi la mia parola è confetti Pelino. Tutto insieme. Così ci arrivano anche, capirai? Okay. Buoni. Io mi leggo invece alle origini di questo grandissimo sindaco, no? Bocconiano. No, era il ragazzo. Il ragazzo è un bocconiano. Bocconiano. Io voglio rimanere qua comunque nell'area della notizia e la mia parola sarà Alfano. Non ho capito il legame. No, l'ho capito il legame, l'ho capito. Il genere, caro Maxino, che sei all'ascolto, sarà rock. Manca la citazione. Che citazione possiamo metterci, ragazzi? Sì, io ce ne avrei una. Dici. Magnifico. Le 7:13 ed è giovedì e va tutto bene. Arriva Charlie XS su Radio DJ. Boom clap. Guardate che giornata meravigliosa che si sdipana di fronte a voi. Someday the number start shining as your bones are first kiss just like a drug under your influence. Set me over, you're the magic in my veins. This must be love. Sound in my heart, the beat goes on and on and on and on. You make me feel good. Come on to me now. Sound in my
the beat goes on and on and on and on and on. You make me feel good. Come on to me now. No silver or no gold, you could dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do, I'll fall right into you. Going under cause I spell, just say the word. I feel your love. Boom, clap, sound in my heart. The beat goes on and on and on and on and boom, clap. You make me feel good. Come on to me now. Sound in my heart. The beat goes on and on and on and on and boom, clap. You make me feel good. Come on to me now. You are the light and the follow. You let me lose my shadow. You are the sun of your halo, and you keep burning me up with all your love. The sound of my heart, the beat goes on and on and on and on and on. You make me feel good. Come on to me now. The sound of my heart, the beat goes on and on and on and on and on. You make me feel good. Come on to me now. The sound of my heart, the beat goes on and on and on and on and on. You make me feel good. Come on to me now. The sound of my heart, the beat goes on and on and on and on and on. You make me feel good. Come on to me now. Abbiamo parlato degli anni '80, ogni volta che Massimiliano ci dice mettiamo come prossimo disco Charlie, a me viene in mente Ma sei un pirla. Sì, ve la ricordate? Stava sulla compilation. Charlie, grande DJ di quegli anni, fece faccia da pirla. Scomparso, credo, recentemente, vero Franceschino? Controlla? Sto verificando. Charlie. Intanto Massimiliano controlli se in Dalet abbiamo Charlie con sei un pirla e hai la faccia da pirla, sicuramente c'è, l'avrà messa in bici Forse è proprio faccia da pirla, titolo del singolo, prova un po'. Allora, fate questa operazione voi due, intanto noi diamo i contatti che serviranno ai nostri ascoltatori anche per suggerire le parole a Maxino. 347 342 520, l'SMS e poi la mail diretta@dj.it. Siamo stati chiarissimi e lenti. Nel frattempo Massimiliano ci dice che in Dalet non c'è faccia da pirla. Strano. DJ Charlie dovete cercare. Io ce l'ho, se volete ascoltare il brano dovrebbe essere questo. Come dovrebbe? È condizionale. Sei un pirla. Questa è proprio roba anni 80. Io lo ricordo, è errato, addirittura sul palco dell'Ariston come ospite o qualcosa del genere. Diciamo che è quell'area musicale molto vicina anche a Francesco Salvi. Bravo. Mi ricordo che ne avevamo parlato tempo fa per una collaborazione con Elio. Lo spero, me lo auguro e non so perché avevo questo ricordo, ma i miei ricordi sono tutti sbagliati, come dimostra il fatto che come il Negroni abbia solo potuto pensare che uno che dice pirla va all'Ariston. All'Ariston in quegli anni la parola pirla sarebbe stato e sei un con la faccia da esatto, il dirigente che diceva non puoi dire sciocchino, ma se uno sciocchino non funziona. Ieri abbiamo fatto una puntata che ci ha divertiti tantissimo, legata alle vostre attività e capacità straordinarie. Ma i nostri ascoltatori sono dei fenomeni. Certo, li abbiamo dei baraccone, ma sono dei fenomeni. I vostri talenti nascosti, no? Ecco, i vostri talenti nascosti, era rimasto fuori uno che assolutamente dobbiamo recuperare, che è Claudio da Pescara. Buongiorno Claudio. Buongiorno trio, anzi minchia trio, Yeses la Dude. Facciamo le cose per bene, non le buttiamo via. Allora Claudio, io ieri ti ho sentito al telefono con la Stellin e riesci a fischiare e a fare brrr con le labbra. Allora, in contemporanea. Ci garantisci che non è, come dire, una truffa che tu ci fai attraverso, che so, tipo una registrazione, no? O che hai un amico vicino a te. Verifica, allora muovi il braccio e vediamo se sbatti su qualcuno. Prova. Mi vedi? Sì, Ciao! sì. Vedi. Sbatti i piedi. Aspetta. Allora, se vuoi sono anche le trombe del cambio. Sì. Ma si sentono male, però.
No, si sentono. Mazza, Sembra una nave. Infatti, C'è il crociatore, sei cosa al piedi, Claudio. la porta aerea. Ma lavori come autista? Impiegato del volante. Ok, giusto. Hai ragione. Allora, togliamo la base perché è un po' in sottofoce, cioè non si sente chiarissimissimo. Però regalatevi 30 secondi, come dire, di silenzio e di ascolto attento perché mai più sentirete una cosa del genere. Vai Claudio. Aspetta. Claudio è bellissimo. Io adesso immagino tanta gente in coda, cioè, anche senza stare su un camion che sta provando. Provo io. No, perché c'è proprio un fischio. Riprova un po', Claudio. Sì, fai conto di essere di notte in campagna, i grilli. Sì. Claudio, ma esce sempre dalla bocca? Sì. Sì, meno male. C'ho lancia qua dietro che lo Ci provo, ma Quando sono nato mia madre pensava di avere 2 gemelli, poi ha visto che ero solo io, però esce dalla bocca questo. Pronto? Buongiorno, bene, grazie, tutto bene. Sì. Ho sentito le 3 parole, rock e l'inserto. Sì. Buongiorno, grandi cantanti, fantastico.
Fantastico. Sì, vai. Portobello, ok. Sospensorio. Pavoneggiarsi. Ipocondriaco. Sì. Sushi. Piattaforma petrolifera, ok. Poppi Bonici. Pennarello fucsia, sì. Grattachecca. Ferrari. Ok. Sì. Sì. Confetti pelino. Ok. Poi... E poi c'era quell'inserto simpatico di classe, no? Se mi ricordo. Bello. Aspetta, sì, vado. Ciao, ciao.
bocca.
Io della Fiorentina piacere da Brescia a Bormio. Ho
Riprova un po' Claudio. Sassa, parararara, ah ah.
Sa. Ah. Siccome non guadagno come Pilipefera, lavoro in una piattaforma petrolifera, per ogni sogno nel cassetto fare rock, sono chitarrista di una gallica. Abbiamo brani certi un po' sul volgarino, come confetti non tantissimo pelino, capelli lunghi quanti quelli di John Locke, la gente proprio un po' si sbellica. Capelli lunghi quanti quelli di John Locke, come confetti non tantissimo pelino, capelli lunghi quanto quelli di John Locke, la gente proprio un po' si sbellica. Siete fantastici, ci gridano gli amici. Mi sento figo quanto amici. I detrattori invece gridano che scarsi. Non si può più. Quanto amici. I detrattori invece gridano che scarsi. Non si può più pagare. Invece gridano che scarsi. Invece gridano che scarsi. Non si può più pagare. Invece gridano che schiaffo, non si può più pavoneggiarsi. Abbiamo un brano, si chiama Alfano, c'è un ritornello un poco porconiano. Un brano si chiama Alfano. Un brano si chiama Alfano. Ciao. Abbiamo un brano, si chiama Alfano, c'è un ritornello un poco bocconiano. Sei l'arte, ti parla, ogni cosa puoi farla. Sei metallaro, ma mi grida un pirla. Sei l'arte, ti parla, ogni cosa puoi farla. Sono metallaro, ma mi... Sei l'arte, ti parla, ogni cosa. Sono metallaro ma mi grida un pirla, mi manda canzoncine nella posta di mostrare disprezzo, tipo manda canzoncine, ma mi grida un pirla, mi manda canzoncine nella posta di mostrare disprezzo, tipo ma qui nel mare cucinare non riesci, tiri su robe che non sembrano neanche pesci, pranzini coi tentacoli dei calamari e con la faccia di Roberto Ferrari. Siccome sono ipocondriaco non lo mangerò, tra l'altro crudo come sushi mi spavento un po'. Questo è il suo nome perché suscita la cacca, come scolarsi a collo 4 grattachecca. Ma non sarà come scolarsi a collo. Ma noi siamo rock, il logo nostro. Come scolarsi a collo. Ma non siamo. Ma noi siamo rock, il logo un pennarello fucsia. Siamo rockettari quanto Happy di Alexia. Abbiamo un brano troppo figo in repertorio, si chiama Porto, che si chiama Portombello Sospensorio. Che si chiama Portombello Sospensorio. Sono metal, di brutto, cattivo, ragazzo, e infatti canto. Sono meta, di brutto, cattivo, ragazzo, però mi gridano. E l'album si chiama In modo un po' pazzo, c'è un titolo. E l'album si chiama In modo un po' pazzo, c'è un titolo fantastico. C'è un brano elegante e lui... C'è un brano elegante e l'ultimo pezzo. E l'ultimo pezzo. E il titolo già lo sai. Disprezzo, volgare, disprezzo, chi è rozzo? Chi è rozzo? Disprezzo, chi è rozzo?
maestro di Galateo. Fare il Matteo. Fare il metallaro su una piattaforma non ha prezzo. Fare il metallaro su una piattaforma è senza prezzo. Come non guadagno come PDB, lavoro in una piattaforma petrolifera, però il mio sogno nel cassetto è fare rock, so chitarrista di Magalica, abbiamo brani certo sul volgare, come confetti non tantissimo il pelino, capelli lunghi quanto quelli di John Locke, la gente infatti un po' si spellica. Siete fantastici, ci gridano gli amici, mi sento figo quanto Poppi Bonici, i detrattori invece gridano che non si può più pavoneggiarsi. Abbiamo un brano, si chiama Alfano, c'è un ritornello un poco bocconi a pavoneggiarsi. Abbiamo un brano, si chiama Alfano, c'è un ritornello un poco bocconiano, gridano che scarsi. Non sono che scarsi, non si può più pavoneggiarsi. Abbiamo un brano, si chiama Alfano, c'è un ritornello un poco bocconiano. Se l'arte ti parla ogni cosa puoi farla, son metallaro ma mi grida un pirla, mi manda canzoncine nella posta. Mi manda canzoncine nella posta a dimostrare di stupirla, mi manda canzoncine nella posta a dimostrare disprezzo, tipo ma qui nel mare cucinare non riesci, tiri su robe che non sembrano neanche pesci, franzini coi tentacoli dei calamari e con la faccia di Roberto Ferrari. Siccome sono ipocondriaco non lo mangerò, tra l'altro il crudo spaventa un po', questo è il suo nome perché suscita la cacca, come scola 4 grattachecca. Ma noi siamo Rocky, il logo un pennarello fucsia, siamo rocchettari quanto Happy di Alexia. Siamo Rocky, il logo un pennarello fucsia, siamo rocchettari quanto Happy di Alexia. Abbiamo un brano troppo figo in repertorio che si chiama Porto un bello sospenso, figo in repertorio, e che si chiama Porto un bello sospensorio. Porto un bello sospensorio, meta di brutto, cattivo, ragazzo, però mi gridano. Porto un bello sospensorio, sommetta di brutto, cattivo, ragazzo. Cattivo, ragazzo, però elegante in fondo. E l'album si chiama In modo un po' pazzo, c'è un titolo fantastico, c'è un brano elegante e l'ultimo fantastico. Fantastico. C'è un brano di classe, che bello quel pezzo. Che bello quel pezzo! Il titolo lo sai! Disprezzo il volgare, disprezzo chi è rozzo, maestro di Galateo. Prezzo chi è rozzo, maestro di Galateo. Fare il metallaro su una piattaforma senza prezzo di Galateo. Fare il metallaro su una piattaforma non ha prezzo. Siccome non guadagno come Attilio Befera, lavoro in una piattaforma petrolifera, però il mio sogno nel cassetto è fare rock, sono chitarrista dei Magalica. Abbiamo brani certo un po' sul volgarino, come i confetti non tantissimo un pelino. Abbiamo brani certo un po' sul volgarino, come i confetti non tantissimo un pelino. Abbiamo brani certo un po' sul volgarino, come i confetti non tantissimo un pelino. Un po' sul volgarino, come i confetti non tantissimo un pelino. Capelli lunghi quanto quelli di John Locke, la gente infatti un po' si spellica.
Siete fantastici, ci gridano gli amici. Mi sento figo quanto Poppi Bonici. I detrattori invece gridano che scarsi. Non si può più pavoneggiarsi. Abbiamo un brano, si chiama Alfano. C'è un ritornello un poco bocconiano. Sei latte, ti parla ogni cosa, puoi farla. Son metallaro ma mi grida un pirla. Mi manda canzoncine. Sei latte, ti parla ogni cosa, puoi farla. Son metallaro ma mi grida un pirla. Mi manda canzoncine. Parla ogni cosa, puoi farla. Son metallaro ma mi grida un pirla. Mi manda il canzoncine nella posta di mostrare disprezzo. Mi manda il canzoncine nella posta di mostrare disprezzo. Tipo disprezzo allegato. Prezzo allegato. Prezzo allegato. Ma qui nel mare... Nel mare cucinare non riesci, tiri su robe che non sembrano neanche pesci, pranzini coi tentacoli dei calamari e con la faccia di Roberto Ferrari. Dei calamari e con la faccia di Roberto Ferrari. Sogno come Attilio Befera, lavoro in una piattaforma petrolifera, però il mio sogno nel cassetto è fare rock. Sono chitarrista dei Magallica. Abbiamo brani certo un po' sul volgarino, come confetti non tantissimo un pelino, capelli lunghi quanto quelli di John Locke, la gente infatti un po' si sbellica. Siete fantastici, ci gridano gli amici, mi sento figo quanto Poppi Bonici. Sogno come Attilio Befera, amici, mi sento figo quanto Poppi Bonici. I detrattori invece gridano che scarsi, non si può più pavoneggiarsi. Abbiamo un brano, si chiama Alfano, c'è un ritornello un poco bocconiano. Sei latte, ti parla ogni cosa, puoi farla. Son metallaro ma mi grida un pirla. Mi manda il canzoncine nella posta di mostrare disprezzo. Allegato. Ma qui nel mare cucinare non riesci, tiri su robe che non sembrano neanche pesci, pranzini coi tentacoli dei calamari e con la faccia di Roberto Ferrari. Siccome sono ipocondriaco non lo mangerò. Pronto? Crudo come sushi mi spaventa un po'. Questo è il suo nome. Ok, finita ve la mando. Come scuola collo 4 gratta Sì. checca. Ma non sembra il logo un pennarello fucsia. Sembra che Aspetta, non l'ho ancora spedita, però devo spedirla. È ancora qualche minuto. Troppo figo in repertorio. E che si chiama Porto un bello sospenso. Sommetta di brutto, cattivo, ragazzo, però elegante in fondo. No, in realtà no, però mi serve tipo 5 minuti che la trasporto e la spedisco, va bene? Che bello quel pezzo, il titolo lo sai. Disprezzo il volgarello fucsia, sembra rocchettare quando... Ok, è finita, la salvo e la esporto. Ok, io 9. Salvo. Ok, un minuto di esportazione. Chiavetta. Ma penso, non so, 3 minuti credo. Sì, un 20 secondi sta salvando. Aspetta. Stacco un attimo internet, la hangout così andiamo più veloci.
Ok, trio 9, sposta, ok, copiata. Scrivi trio Medusa, leva trio 9. Ok, stiamo andando. Sì. Pierozzo, maestro di Galateo. Fare lo sospenso. Sommettare. Buongiorno. Esatto, il messaggio è stato inviato in questo momento, ce li avete nella ma spero, sì. Bello. Mhm. No, il metallaro sulla piattaforma petrolifera, dai, così. C'è un intro.
Sì, una storia comune, insomma. Grazie. Ciao, 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 grazie, ciao. Quindi questo parla di ecco, del lavoro difficile di un metallaro rischioso sulla piattaforma. È una storia comune, è vero? Chi non l'ha mai fatto? Bravo, 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 aiutaci a dire bravo, bravo. Grazie Maxino, un abbraccio, a prestissimo. Ciao, ciao, ciao.